iniziamo con la prima domanda. MD di Scout. Leader o MD? MD a vita. Si dice il leader, Luca? No, MD a vita. Ma c'è pure già. Quando ne parla, te dice il leader. Io ti caccio il ruolo. No, MD a vita. Io oggi fa un tatuaggio. Sempre MD, ragazzi. Vai, mi hanno mai visto. Quando devi fare un video, specialmente le parodie, quanto tempo ci metti? Ciao Miriam, Ciao Miriam. Quanto tempo ci mettiamo? Dipende sempre dalla parodia, dipende dove si deve girare, le location, dipende dai posti, ovviamente, dipende dalla canzone, di quello che parla la canzone, dell'argomento eccetera. Tipo se devo girarla in casa ci metto tipo un paio d'ore, 3 ore, però fatto proprio diciamo arronzato così. Invece se devo farla proprio per bene, ovviamente anche una giornata, soprattutto se bisogna fare riprese in vari posti. Molto alla Carmine, tu cosa ne pensi sugli infami e se puoi salutami con il nome e cognome, grazie. Davide Divani. Moppi divani, che sono moppi divani? Com'è Moppi? Che cosa pensi dei divani? Degli infami? Ah, infami! Ciao Davide, Mottola. Cosa ne pensi degli infami? Gli infami ragazzi non sono infami perché se si chiamano infami vuol dire che non c'è un poco di buono diciamo nel loro cuore, quindi sono infami, quindi hanno solo la cattiveria dentro al cuore, quando guardano qualcosa la guardano con cattiveria e poi infame può significare anche una persona che ti vuole pure bene, uno che no, infame si può anche definire una persona che ti fa un torto, diciamo, che prima ti dice di volerti bene e poi dopo ti fa un torto, diciamo, ti fa pigliare come praticamente. Quello è l'infame. L'infame è quando ti fa del male volontariamente. Questa è vicina. Cazzo, ma facile. Nicoletta da Alessio Esposito. Che musica ascoltate? Mi salutate? Siete grandissimi. Vai, parla. Ciao Nicoletta. Ciao Cotoletta, vai. Che ascolto? Ascolto re. Guarda là però, no? Ormai emoziono, Allora ascolto rap. Ti fanno rap? Gli fratelli non cambia niente. Ascolto rap, italiano, napoletano, inglese, spagnolo, americano, credetemi, ma qualsiasi tipo di canzone, poi dipende sempre dalla canzone che Significa? Sì, cioè dipende però. Però comunque mi piace ogni tipo di canzone, soprattutto il rap e il napoletano. Antonio Porro, wow. Chi è? Antonio Porro. Ciao Antonio Porro! Non ti senti il ridico? Lo da donna, travestito da donna, saluta. Porro, no, il ridicolo è quello che si traveste da donna e però non fa ridere. Io non dico che faccio ridere, però per avere le persone che mi commentano e mi dicono mi fai morire dalle risate oppure mi fai ridere, grazie, mi fai e tutte queste cose qua, vuol dire che non sono tanto ridicole e che quindi quando mi travesto da donna sono utile a qualcosa. Quindi il ridicolo secondo me è quello che si traveste da donna però non fa ridere, quindi si rende ridicolo con la C. Con la C però. Alessia Caputo. Sono sempre io. Ciao Alessia Caputo! Caputo. Rispetto a come eravate prima di fare i video, siete cambiati o siete uguali a prima caratterialmente? Salutami se voi, ciao Carmine, ciao e Ciruzzo. Caratterialmente, guardate, allora il carattere rimane, non è che cambia, perché nessuna persona cambia, chi nasce tondo non muore quando, quindi si può modificare il carattere, però non in base, diciamo, alla popolarità, in base, diciamo, a tante altre cose. Tipo, noi che facciamo video, tipo io e lui non ci montiamo la testa perché facciamo video semplicemente, che cazzo ma fai speciale, cioè non è che ci sentiamo dei grandi, allora siamo arrivati al punto che il nostro carattere si è modificato, è cambiato a tal punto di comportarci diversamente da come eravamo prima, quindi no, io non sono cambiato, sono cambiato. Domenico Danillo. Ah, allora non dovevo avere dubbio. Si naluto. A me però. Che emozione provate a fare i video?
Ciao Domenico, a fare video proviamo divertimento. Fare delle persone. Divertimento, ovviamente questo proviamo, cioè divertimento, perché se una cosa non diverte a noi non può divertire a un altro e quindi non ci possiamo divertire quando ci divertiamo e voi vi divertite, capito? Vabbè, salutiamo. Un saluto. Ciao Domenico, ciao, bene, ci divertiamo, proviamo tanto divertimento anche noi. Miliana De Vivo, che ne pensi dell'oggetto che gonfia le labbra? Ti voglio bene. Praticamente quello. Ti voglio bene. Pure la voglio bene, chi è? Miliana De Vivo. Ciao, Miliana De Vivo. Milana De Vivo, ciao, anche io ti voglio bene, un bacio spacciimoso, tutto un bacio a te. Allora, quelle cose che gonfia le labbra. Quella è un'altra moda che è uscita su Facebook, quindi oggi come fa? Dobbiamo aspettare che passa, però nel frattempo dobbiamo dire la gente con il musso proprio a poi di la parolaccia, il musso a canotto, vai, a canotto, vai. E quindi per farsi vedere un po' il musso più grande, capito? Non bastava il culo sul lavandino e fotografarsi, no, pure un musso, perché sennò non si trova questi qua non ma fa. I segna ax notaro. Che? I segna ax notaro. Chi segna? I segna notaro. Non ti dite niente da fare? I sei a notaro. Che buono. I sei a notaro. Sto paziente. Perché con tante persone hai deciso di fare video proprio con Luca? Vai Vittorio. Fammi emozionare però. No, praticamente trattando tutta quella gente che c'era disponibile, trattando c'è proprio una volta riempito piazza per uscire La scelta più brava per decidere chi doveva fare il video con me. Io a chi si mangia, a chi si ha fatto fare stiamo sull'inza, stiamo solo noi, quindi però ma devi fare una domanda, sono roba buona. Ma non faccio. Quindi no, prima faceva schifo, mo di più. Vai. No. Roberto Junior Roberto Junior Ciao Fagliano! Roberto Junior Diavoli. Che stai a dire? Che significa? Va, Roberto Junior Diavolino. Chi sono i vostri idoli? Idoli, non ne ho. Però quello che seguo sempre è Roccoante e Clementino. Cioè sono gli unici che seguo proprio così. Tu? Me, vabbè, pure gli idoli no, che alla fine io seguo tutti. Seguo pure a Clementino, Roccoante e Gue. E Biagio Izzo e Alessandro Siano. Come idoli? No, vabbè, ci invito. Che seguo di più, no? No. Ma cannanza. Vuoi la rete? Nunzia Ruro. Siete Nunzia Ruro. Ruro. Nunzia Ruro. Dici con l'anni? Nunzia Ruro. Ruro. È Ruro. Tu pare che sta cataletta in mezzo a una Ruro. Siete fidanzati? Come? Siamo fidanzati ormai. Vabbè. Questa miss è bellissima. Sentite bellissima. Siamo fidanzati. Io sono fidanzato con la nonna mia. No, aspetta, no. Io sono fidanzato con una bellissima signora. È una signora, è anziana perché sta di nei soldi e ha detto me l'ha già sposato. Questo è. Tu chi sei fidanzato? Amore verso. Amore economico. No, a parte scherzo, che dobbiamo essere fidanzati. Ragazzi, per fidanzarsi. C'ho nei soldi. C'ho la macchina. C'ho mezzo. Ho mezzo, la benzina da macchina. Ho regalo. Allora. Ma facciamo la sacca in guaglione posto, allora. Ma facciamo mettere già a favore. Allora, praticamente, ti metti a favore. Ok. Quindi devi ricordare che quel giorno devi ricordartelo l'anno prossimo per festeggiare l'anniversario. 2. E a ciò sapete ci vuole minimo 30 euro per quello. Si tiene la macchina, ci vuole 50. 3. Bello compleanno, a parte 100, 200, 300 euro in tassa. Per l'onomastico. Per l'onomastico, te 100 euro sicuro te le ha preparato. Che bello. A festa. Tanto sì, a festa delle donne non fiore se non si vede in gol. Quindi a parte un bello 30, 40 euro, non mazza così per lo tanto, poi non ha preso gli altri pure perché si fanno malamente. Poi vanno Pasqua, vanno nuove Pasqua, su fai tantini si vedono in gol. Quindi abbiamo una cosa tanto,
Se no, poi che fu, io non giorno di scena mangi malamente. Natale! Poi il Natale, che ci fa il Natale? Po' pazzo, po' che là, ci fa un telefonino, ci fa una collana, ci fa qualcosa ci fa perché sennò si vede go, e sta dicendo, non scende, scende. Capodanno all'assa, perché, no, poi sta San Valentino che ci vuole fare? Piglia il bacio perugino, o pupazza vicino, piglia la bus, piglia che mi dice la pagina, mi dice il bacio a scusare, piglia il cuore tanto, ti amo, ma è la fede! No ragazzi, questo era il mio sfogo personale. Ma quando sei esposto? Vuoi questo video per criticare Napoli oppure per divertimento? No, lo facciamo per criticare Napoli, perché Napoli è una merda, a me non mi piace. Ma che cazzo di domande sono? È normale, no? Faccio questo video per divertimento, mica mi sveglio la mattina e ci fanno video perché c'è criticare Napoli. Mi sembra un po' una stronzata, no? Faccio video perché mi piace farli, mi divertono e fanno divertire le altre persone e poi non per criticare Napoli, perché io ci sto garendo, quindi se critico Napoli, se giudico Napoli una merda, io ci sto dentro e sono una merda anche io. Questo. Luigi Esposito, stimate Giuseppe Savio. Giuseppe Savio è un ragazzo che mangia pulcini. Nel frattempo che mangia pulcini si schiatta l'uovo in testa, si schiatta le dotte in faccia. Però io l'ho conosciuto e è simpatico, è simpatico. È un ragazzo come tutti gli altri, come dice infatti nella sua canzone, un semplice adolescente come tutti gli altri, che ha avuto fortuna nascendo da niente. No? Questa è la cosa, gli altri secondo me che lo criticano o non lo possono vedere, nel senso che lo tengono in inganno. I due sono i motivi, o perché ci sta antipatico una persona che facendo queste cose ha avuto fortuna, quindi diventando popolare, oppure è invidia. Queste sono le due cose. Io lo stimo perché comunque nel suo modo di fare si è creato una cosa tutta sua e quindi si è fatto conoscere, buono malamente, ma comunque si è fatto conoscere, c'è avuto quella cosa costante di farsi conoscere. Per me è indifferente. Quindi lo saluto pure, ciao Giuseppe Savio e buona fortuna per tutti. Per me è indifferente, cioè non lo stimo, però. Non conosci. Non conosco. Patrizia Fedele. Patrizia stava tutto alto. Oh, lascia stare, ma già mi alzo come fu bascia, Cosa ne pensate? No, Luca, se vuoi ridere Luca, io chiamo a Carolina. Cosa ne pensate del bullismo nelle scuole e della violenza in generale? Vuoi salutare, voglio bene pure. Ciao Patrizia Fedele, la mia compagnella, ciao, un bacio, Allora, che del bullismo, non so se già abbiamo parlato nell'altro Fuck My Time, però lo ripeto nel caso. Il bullismo è un atto di violenza psicologico e fisico, può essere sia psicologico che fisico, verso una determinata persona che viene mirata e quindi viene sfottuta, viene picchiata, viene un blu cazzo sta gente, quindi inutilmente. Niente, ragazzi, il bullismo è una cosa bruttissima che spero che in qualche modo cercheranno di evitare, di creare, non so, un qualcosa, un punto di aiuto per i ragazzi che sono vittime di queste cose, quindi spero più presto che creano un centro, cioè un punto di riferimento a cui rivolgersi per questi casi, perché comunque se ti capita una cosa del genere, perdi i carabinieri se ne passano per il pisello, quindi è tutto inutile. Quindi due sono le cose: o fai finta di niente quando ricevi questi atti di bullismo, oppure pigli una bella mazzata, dai, e c'hai spacca un capo in modo che lui da terra non si alza più, capito? Perché andare a denunciare secondo me è inutile, lo dico sinceramente, perché è inutile, perché niente fanno, non fanno niente. Quindi l'unica cosa è questo: o ignorare oppure fare il doppio di ciò che fanno loro. Però io consiglio sempre di ignorare perché è la cosa migliore, Lasciamo agli altri la convinzione di essere migliori, di essere migliori di noi, quindi basta, voglio cazzo già dici giù. Peppe Marzo, vi fermano ma vi riconoscono per strada, salutami. Che? Giuseppe Marzo, vi fermano ma. Giuseppe! Marzo! Un mese. Giuseppe, ciao Marzo. Vi fermano mai e vi riconoscono per strada? Sì, quasi sempre, perché comunque noi
abitando nella nostra città ovviamente, ci conoscono più persone, allora quando usciamo più di una persona frequentemente ci chiedono una foto, autografo no perché non le faccio, perché non mi piace fare autografo, la foto me la posso fare pure con mia nonna, quindi mi faccio la foto e mi sento più a mio agio perché non mi trovo. Tipo infatti quando si fermano e mi guardano così, no? Si mettono così, nails on nails. Ehi, so te nails, te ne potete... No, ma nei... Sì, sono nails. Dice, so chi? Da fa, no, praticamente ti mettono un po' di ansia queste cose perché ti guardano fisso così e tu non sai che cazzo fare. Quindi a volte ho detto sì guarda sono io, se ti vuoi fare la foto perché sennò mi abbuffi d'ansia e mi fai venire un impatto cardiopito. Ragazzi, le domande sono finite qua. Spero che vi ha fatto piacere, che a noi ci ha fatto piacere, che poi vi ha fatto piacere. Niente ragazzi, ci vediamo al prossimo Fuck Me Time, questo è il terzo, ci vediamo al quarto. E speriamo con tutto il cuore di farvi divertire sempre giorno per giorno, facendo quello che stiamo facendo. Quindi dai, ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima Fuck Me Time, un bacio, tutto al secondo, Macimoso! ciao!